Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, tutte le notizie e i fatti dalle province del Veneto con i nostri inviati, collegamenti in diretta con i servizi. Partiamo subito da un incendio di vaste proporzioni che si è verificato, si è sviluppato nella notte a Ponzano Veneto in un capannone di 400 metri quadrati circa di un'azienda che produce e commercializza prodotti chimici. Nessuna persona è rimasta coinvolta. I vigili del fuoco, arrivati da Treviso, Montebelluna e con l'apporto dei volontari di Asolo, con 3 autopompe e 3 autobotti, il carro aria e 18 operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento del rogo. Le squadre sono riuscite a contenere le fiamme evitando il coinvolgimento di 2 capannoni vicini divisi solo dai muri di contenimento. Il rogo è stato spento e sono ora in corso le operazioni di bonifica e il controllo delle strutture edilizie condivise con le altre aziende. Il personale dell'ARPA ha eseguito dei monitoraggi ambientali, le cause sono al vaglio dei tecnici, dei vigili del fuoco. Vediamo come ha titolato il Gazzettino: nube tossica dopo l'incendio nell'azienda dei prodotti chimici, ma il sindaco rassicura si è dispersa, quindi pare che la situazione non sia allarmante. Andiamo subito a Zero Branco, dove c'è stato un accoltellamento in una struttura protetta. Sentiamo i particolari in diretta da Daniela Sizzia. Buongiorno ai telespettatori. Purtroppo siamo a Zero Branco, dove c'è stato un fatto accidentale, però un fatto di sangue. Siamo con il responsabile di questo centro, che è un centro proprio per persone in difficoltà, per persone disabili. Sì, è un'associazione che lavora con persone con fragilità sociale, con disabilità. In questo caso oggi qui c'erano persone con autismo, 3 giovani uomini con autismo che stavano lavorando, come negli ultimi anni, su attività legate all'autonomia. Oggi alcuni andavano a fare le spese, alcuni cucinavano, e mentre stavano tagliando delle patate probabilmente un rumore, un qualcosa, e uno dei ragazzi ha appunto accidentalmente colpito con un coltello la coordinatrice e la psicologa appunto che coordina l'attività, e questo ci ha preoccupato. È sempre molto, molto difficile perché è sempre una doccia gelida. Fortunatamente sta bene. Ecco, come sta infatti? Siamo preoccupati, attivati subito, perché ovviamente la preoccupazione è stata immediata e enorme. Fortunatamente siamo arrivati qua, abbiamo già trovato, quando siamo arrivati a supporto c'era già il SUEM, c'erano già il sindaco, i carabinieri. La situazione era sotto controllo, non era in pericolo di vita, però ovviamente tanta preoccupazione adesso. Ecco, non è facile insomma, gestire un centro così con persone che hanno questo tipo di problematiche, ecco, bisogna dirlo. Sì, siamo tutti molto diversi e a volte è difficile stare con la diversità. La cosa bella nostra, dei collaboratori, Erika è una storica, fin dall'inizio ci ha creduto, è dare un modo diverso di poter vivere a queste persone, che sia al di fuori di strutture, al di fuori di, diciamo, delle gabbie fisiche o terapeutiche, farmacologiche. Chiaro che tante volte va bene, tante volte è bello, qualche volta accade anche questa cosa che ci aiuta a riflettere, a raddrizzare il tiro e a fare il meglio possibile per loro e per tutti, perché poi si parla di vivere tutti bene insieme. Ecco, il ragazzo che ha causato questo accoltellamento, come sta? Perché anche lui ovviamente è involontario, lo capiamo. Che cosa? È sereno, nel senso non era, probabilmente è stato veramente un episodio puntuale, non era in crisi, e quando siamo arrivati comunque era qua sereno, ben chiara la dinamica. Si sta scusando, sta chiedendo di andare a casa sua o nell'altra sede dove vive,
e adesso insomma faremo un attimo un momento di equip, rientra a casa con un educatore, uno psicologo, facciamo un momento con la famiglia, poi in equip capiremo anche come affrontare questa cosa, perché è un fatto che va affrontato, lui ha la capacità di capirlo, va affrontato. Ecco, un'ultima domanda, mi scusi, magari tutti se lo domandano. Insomma, aveva un coltello in mano per sbucciare le patate, potrebbe essere pericoloso per tagliare le patate. Potrebbe essere pericoloso questo, oppure non è mai accaduto? Perché questa è una domanda che sicuramente si faranno tutti. Allora, sì, la pericolosità c'è, ovunque c'è la pericolosità, e quando si vuole dare libertà e autonomia c'è anche il rischio. La dimensione del rischio non la puoi evitare, la puoi evitare solo se fermi, stoppi queste persone, se le infantilizzi, e allora lì il rischio vai un po' a eliminarlo. Il rischio non significa però non pensarci, non affrontare le cose in maniera superficiale. Non era mai accaduto, Nicky è un ottimo cuoco e è accaduto, adesso ovviamente prenderemo delle accortezze quando ci sarà lui in cucina. Non credo che questo episodio possa e debba stoppare un processo che vede le persone sempre più proprie nella loro vita, sempre più autonome e autodeterminate, perché sarebbe un peccato che per un episodio poi si torna indietro rispetto a dei traguardi che stanno conquistando. Grazie. Da Zero Branco è tutto, la linea allo studio. Grazie a Daniela Siziano, notizia appena arrivata e siamo subito andati sul posto, quindi un'operatrice di un centro disabili accoltellata da un paziente, ovviamente adesso si cerca di capire quali siano stati i motivi. Andiamo adesso subito a Mestre, perché i cittadini di Mestre, che hanno già marciato a migliaia una decina di giorni fa contro il degrado, contro lo spaccio di droga, sono di nuovo sul sentiero di guerra. Sentiamo Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Proprio riallacciandoci a quanto abbiamo appena sentito, questo accoltellamento a danno di un'operatrice, in qualche modo anche i cittadini che vogliono organizzare ulteriori iniziative, non un'altra manifestazione come quella dello scorso 24 febbraio che ha visto coinvolti migliaia di cittadini, ma iniziative se vogliamo dire un po' più contenute, ma che vogliono proprio puntare l'attenzione anche per evitare che possano accadere episodi come questo. Qui insieme a me c'è Vittoria Scarpa dell'associazione Marghera Libera e Pensante, che è una delle associazioni diciamo più attive proprio su questo fronte. Vari eventi che saranno organizzati, tra cui il primo sarà il 20 aprile e vuole proprio andare a toccare un determinato ambito. Sì, noi crediamo che la questione del consumo di sostanze, dell'eroina ma anche di tutto il resto nella città di Venezia, poi in particolare qui a Mestre, vada affrontato in modi diversi. Crediamo sicuramente che sia un problema e una situazione complessa, quindi non siamo qui per pensare che ci siano soluzioni semplici, però è anche vero che dopo molti anni in cui la questione viene affrontata solo dal punto di vista repressivo, forse intraprendere un'altra strada, affiancare alla giusta lotta anche contro il narcotraffico e tutto quello che ne consegue, ma anche con affrontare la questione dal punto di vista sociale dei servizi, sia una strada che va necessariamente intrapresa per provare a raggiungere dei risultati. Il senso di questo incontro del giorno 20 aprile a Marghera è proprio questo, è chiamare degli operatori autorevoli di altre città che affrontano la questione dell'eroina e delle sostanze da un altro punto di vista. Il 20 saranno presenti comunque Stefano Vecchio, che è il presidente del Forum Droghe ed è stato anche responsabile del Dipartimento delle Dipendenze dell'ULSS di Napoli di Scampia, quindi delle vele, Luca Censi, che è responsabile dell'unità di prossimità di Reggio Emilia, e Stefano Bertoletti, che è della cooperativa sociale CAT, Prevenzione e Riduzione del Danno di Firenze. Crediamo che mettere a confronto altre esperienze anche sui servizi di strada, di prossimità, il modo di affrontare il consumo
consumo di sostanze sia importante per provare ad immaginarsi delle strade. La manifestazione voleva sollevare un problema, quello che vorremmo è proporre delle soluzioni. Ripeto, non ci aspettiamo nessuna facile soluzione, però crediamo che tanto quanto si gestisca sempre l'implementamento del corpo della polizia locale, una volta tanto vorremmo che lo stesso succedesse anche per gli operatori sociali e servizi di prossimità. Ecco perché infatti uno dei concetti che viene sempre ribadito è proprio quello che bisogna agire su più fronti. Allora c'è sia il fronte che riguarda la sicurezza, la gestione della sicurezza con le forze dell'ordine competenti, ma poi anche tutte delle altre fasce, come ad esempio quella che riguarda diciamo maggiori operatori sociosanitari in mano comunque all'amministrazione e altre iniziative in tal senso. Io ringrazio Vittoria Scarpa dell'associazione Marghera Libera e Pensante. Qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie molte Ilaria Marchiori. Andiamo subito a Feltre dove ci aggiorna Tiziana Bolognani sull'appartamento sventrato da un'esplosione causata da una fuga di gas. Come si stanno contando i danni? Ci sono stati ovviamente feriti, sgomberi. Dici tutto, Tiziana. Sì, direttore, buongiorno a te telespettatori al studio. Si è detto bene, un ferito, Nicola Boschello, 47 anni, che in questo momento è trattenuto al centro grandi opionati dell'ospedale di Padova con ustioni al 20% del corpo, soprattutto concentrate nella parte superiore, arti e volto. Le sue condizioni di salute fortunatamente non destano preoccupazioni. Nicola Boschello è assistito dal fratello e dalla mamma dopo che la notte di sabato era stato trasportato al Santa Maria del Prato di Feltre per i primi accertamenti sanitari. È nella sua abitazione che è accaduto l'imprevedibile, una fortissima, tremenda esplosione, deflagrazione che ha squassato letteralmente una porzione di quella palazzina che raccoglie una serie di villette a schiera, 12 appartamenti totalmente inagibili, pesantemente danneggiati. I danni però in questo momento devono essere ancora quantificati, ma sono ingentissimi. Pensate che si ipotizza che i lavori per la ristrutturazione di questa porzione potrebbero durare almeno un anno. E nel frattempo le famiglie sfollate sono state ospitate nell'immediatezza all'hotel Casagrande di Feltre, che si trova proprio all'ingresso della cittadina, e l'hotel Casagrande è stato nella notte di sabato allertato per l'ospitalità dalla sindaca di Feltre Viviana Fusaro. In questo momento in albergo c'è la famiglia con i 4 bambini, quelli che sono vivi e hanno scampato il pericolo davvero per miracolo, e che abitavano proprio sotto al piano terra della palazzina dove si è verificata l'esplosione. La famiglia di marito e moglie e 4 bambini piccoli, il più piccolo pensate ha appena 4 anni, che quella notte sono stati immediatamente soccorsi dai vicini, che dopo aver sentito il boato, l'esplosione, si sono buttati fuori dalle case, sono usciti dalle case di corsa e hanno cercato di dare aiuto per quello che si poteva fare in quel momento. Devo dire che la solidarietà, la gara di solidarietà che è scattata nei confronti di queste famiglie, che oggi si trovano davvero con nulla in mano se non con pochi oggetti personali, è stata incommiabile, così ci hanno detto anche i vicini di casa che abbiamo sentito questa mattina. Sul fronte delle indagini, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Antonio Del Gallo, oggi ci ha riferito che le indagini proseguono. Nel pomeriggio e sicuramente anche nella giornata di domani i tecnici dell'antincendio dei Vigili del Fuoco concluderanno tutte le perizie, gli accertamenti tecnici. Non si esclude nessuna ipotesi in questo momento, neppure il dolo. E tuttavia una vicina di casa che ha visto il Nicola Boschello ferito sulla barella si lamentava quella notte e ne aveva ben d'onde. Il ferito continuava a ripetere come un refrain: in fondo ho acceso solo una sigaretta, ho acceso solo una sigaretta. Insomma, si vedrà
nel prosieguo delle ore che cosa davvero abbia provocato quello scoppio. In questo momento in via Leandro Fusaro ci sono 2 agenti della polizia locale di Feltre che stanno svolgendo un servizio di sorveglianza anti-sciacallaggio. Bene. Tutti gli aggiornamenti, direttore, questa sera nei nostri telegiornali. Grazie molte Tiziana Bolognani, inviata a Feltre, a Farra di Feltre, dove c'è stata questa esplosione. C'è una situazione particolarmente grave per quanto riguarda i migranti. Ha lanciato l'allarme il presidente della regione Sicilia Schifani, situazione straordinaria, aumentare rimpatri. Si è parlato proprio di una vera e propria invasione in questi giorni, con gli sbarchi che continuano a Lampedusa e poi centinaia di migranti portati nelle nostre regioni. Vediamo su questo, in particolare sullo stato di emergenza decretato dal governo Meloni e sul blocco della protezione speciale, cosa hanno detto questa mattina i bassanesi. Il governo italiano vuole decidere di revocare lo stato di protezione ai migranti in arrivo, ma in tanti paesi europei c'è ancora. Secondo lei è giusto o no? È sbagliatissimo, non è che io sono diversa da un migrante, anzi sono solo più fortunata, non capisco tutto questo accanirsi contro gente che è molto molto più sfortunata di noi. Cioè effettivamente secondo lei è un'emergenza migranti nel nostro paese? Assolutamente no, e lo dico da insegnante, quindi li vedo a scuola quanti sono. Sbagliato, non credo ci sia granché da commentare, ma vediamo, magari è solo una boutade. C'è secondo te un'effettiva emergenza? Perché tanti comuni dicono non riusciamo ad ospitare, ad accogliere tutti i migranti. No, l'emergenza c'è, quello è sicuro, soprattutto giù Pantelleria o altro, sicuramente la hanno, Sicilia, tutte le isolette di fronte all'Africa, là l'emergenza sicuramente c'è. Stavo leggendo appunto 2 articoli qui proprio su questo. Cioè, bisogna vedere il contesto, diciamo, insieme della persona. Cioè, comunque io sono contrario a questo provvedimento, tranquillamente. Cioè, c'è tanta gente ormai integrata qua e quindi lasciamoli lavorare in pace questi benedetti immigrati. Penso che sarebbe corretto accettarli come fanno gli altri stati, insomma. Anche perché comunque sono persone che fuggono da qualcosa di disperato, per cui... Per me fanno bene, cioè bisogna farli arrivare, perché sennò dove vanno questi poveri? Quindi secondo lei andrebbe mantenuto lo stato di protezione? Sì, senz'altro. C'è secondo lei un'emergenza o no? Perché tanti sindaci dicono noi non riusciamo ad accoglierli. È una scusa per me. Sono persone in primis, quindi rispettando la dignità di una persona a quantomeno avere un'accoglienza dignitosa. E detto questo, chiaramente è necessario uno sforzo politico che vada oltre i confini nazionali, quindi coinvolga gli altri paesi dell'Unione Europea, in quanto l'Italia è membro dell'Unione Europea. A parte che io non sono per questo governo di destra o centrodestra, ma ormai di destra, io non sono d'accordo. Quindi secondo lei è giusto mantenere lo stato di protezione come fanno tanti altri paesi europei? Esattamente così. I sindaci però dicono siamo in emergenza, non riusciamo ad accogliere. Devono organizzarsi, tutto lì. Si tratta sempre di organizzare le cose. Erano le opinioni dei padovani intervistati da Valentina Visentin, e un altro argomento, un'altra questione che tiene banco è quella della sanità pubblica. Sabato c'è stata una imponente manifestazione a Vicenza che abbiamo seguito, migliaia di persone che non vogliono che la sanità pubblica sia svuotata rispetto alla sanità privata. Vediamo. E poi ovviamente anche la questione dei medici di base che mancano, eccetera, eccetera. Vediamo il servizio. Erano migliaia a Vicenza a manifestare a favore della sanità pubblica, oltre 6.000 le persone stimate dagli organizzatori, associazioni del territorio, sindacati, cittadini da tutta la regione chiamati a raccolta in un corteo organizzato dal Coordinamento Veneto Sanità Pubblica, che ha attraversato la città dalla stazione a Corso Palladio a Campomarzo per sottolineare le criticità della sanità e sensibilizzare le istituzioni.
problematiche rilevate sono tante e riguardano i vari aspetti del Servizio Sanitario Nazionale, da quello territoriale a quello domiciliare a quello ospedaliero. Ci sono stati dei tagli che hanno colpito sia le zone periferiche e quindi più fragili, quelle montane per esempio, sia le città più importanti, compresa Padova, Verona, Vicenza, eccetera. Criticità che vanno dalle liste d'attesa alle spese sanitarie. Questo è un problema importante, e cioè che il cittadino debba ricorrere ai servizi della sanità privata con i costi che ne conseguono, e questo esclude delle larghe fasce della popolazione dal diritto alla salute che sarebbe sancito dalla Costituzione. È una situazione gravissima e in progressivo peggioramento. Tra le difficoltà evidenziate nel Vicentino, quella relativa alla carenza dei medici di base. È molto sentito il problema della carenza dei medici di base. Ci sono tanti cittadini che non hanno più un medico ed altri centri che stanno chiudendo un po' in tutta la provincia. Quindi questa è una priorità assoluta. Un cambio di passo per le politiche nazionali e regionali in tema di sanità è l'appello e la raccolta firme partiti dal palco vicentino. Le indagini sugli attivisti di ultima generazione, detti anche ecovandali, con i 12 indagati padovani per associazione a delinquere, questa è la novità, proprio questa imputazione, fa discutere la politica e divide anche i sindaci. Il presidente di ANCI Veneto, Mario Conte, sindaco di Treviso, chiede pene esemplari. Il sindaco di Firenze, Nardella, che li aveva bloccati a Palazzo Vecchio a Firenze, non li vuole definire terroristi. E adesso ci colleghiamo in diretta con Valentina Visentin, che è insieme all'assessore alla cultura Andrea Colasio. A te la linea, Valentina. Buongiorno da Padova per parlare ancora dell'indagine della Procura che riguarda il gruppo di cosiddetti ecovandali, i ragazzi di ultima generazione che si sono resi protagonisti anche in città di alcuni episodi non solo di blocco del traffico ma anche di, non per fortuna imbrattamento, ma comunque azioni rilevanti vicino a monumenti storici qui in città. In alcuni casi invece sono stati imbrattati dei muri di edifici privati sempre qui a Padova. Si sono chiuse le indagini della Digos e della Procura, 12 indagati per associazione a delinquere finalizzata all'imbrattamento ma anche all'interruzione del traffico. Dicevamo qui in città, qui con me c'è l'assessore alla cultura Andrea Colasio, perché qui in città lo scorso agosto alcuni ragazzi si erano introdotti in uno dei luoghi simbolo della cultura padovana, la Cappella degli Scrovegni. Fortunatamente non avevano danneggiato in alcun modo le opere d'arte e l'edificio, ma si erano incatenati e avevano srotolato uno striscione. All'epoca l'assessore Colasio intervenne con alcune dichiarazioni su questa indagine della Procura. Anche il sindaco di Firenze Nardella è intervenuto e si è espresso definendo un po' troppo pesanti forse i capi di imputazione rivolti a questi ragazzi. Lei cosa ne pensa, assessore Colasio? Perché questo gruppo spesso prende di mira opere d'arte simboliche. Sì. Sarò apodittico. Prima considerazione, quello che fanno è assolutamente sbagliato, nel senso che cultura e natura sono un unicum. I beni culturali che imbrattano sono patrimonio della comunità, sono un bene collettivo. È chiaro che loro si muovono dentro una logica machiavellica, il fine giustifica i mezzi. Detto questo, credo che loro debbano rivedere radicalmente la loro strategia, anche perché l'effetto poi è un effetto non previsto, c'è una impopolarità, cioè l'opinione pubblica non giustifica, e chiaramente non è che cresce l'attenzione rispetto alle politiche ecologiste, non è così, ahimè, non è così. Detto tutto ciò e stigmatizzando nel modo più assoluto e categorico il loro comportamento, che è assurdo, va anche detto che io ebbi modo di sottolineare come ebbero l'intelligenza di non danneggiare la Cappella degli Scrovegni neppure con vernice lavabile, e mi resi conto che lì c'era anche un pensiero dietro l'azione. È ovvio che la magistratura fa la sua parte, dico però anch'io con l'amico Nardella che è difficile connotare la loro logica d'azione con una logica terroristica. Siamo in un'altra dimensione, una politica simbolica che indubbiamente
ovviamente ha delle implicazioni negative sia per il patrimonio sia per i cittadini che devono muoversi in una città avendo la loro libertà, e questo è fondamentale. Ecco, credo che la magistratura debba vagliare attentamente, ma non voglio entrare in un campo che non mi appartiene, ma ribadisco e ripeto, non possono essere derubricate le loro azioni e il loro profilo a una dimensione, diciamo, di azione criminale. È un'altra logica d'azione, è squisitamente politica. La magistratura dovrà trovare quelle forme con cui contrastare l'azione, individuando le fattispecie, gli istituti giuridici coerenti con un principale obiettivo: impedirli di farlo ancora. Ma ripeto, non sono terroristi, non è un'azione criminale, è un'azione assolutamente sbagliata. Le chiedo al volo, noi siamo davanti a Palazzo della Ragione. Nardella si rese protagonista, il sindaco Nardella si rese protagonista a Firenze del placcaggio di questi attivisti. Lei li placcherebbe se li vedesse con una bomboletta a spray qui a Palazzo della Ragione? Ma mi era già successo anni fa, ero a Villa Beatrice d'Este, ero assessore alla cultura in provincia, vidi dei ragazzotti che ballavano con i tacchi a punta, ragazze, su un pavimento antico. Feci chiudere tutto e li cacciai. Cioè, è chiaro che quando difendi il bene culturale, la difesa del patrimonio culturale viene prima di qualunque altra cosa, e dispiace che loro abbiano individuato il patrimonio culturale come terreno simbolico della loro azione. Lo capisco, perché il riverbero mediatico è internazionale, lo posso capire. Sono molto scettico sul rapporto causa-effetto, cioè ciò che loro producono in realtà non incrementa l'attenzione delle autorità pubbliche rispetto all'ambiente. Sono solo azioni autoreferenziali e per certi aspetti, mi dispiace dirlo, autopromozionali. Grazie allora all'assessore Colasio. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Bene, bene, complimenti anche all'assessore Colasio, che è intervenuto come il sindaco Nardella in altre analoghe circostanze. E già che ci siamo, ripercorriamo le indagini su questi attivisti del clima indagati per associazione a delinquere, e sono in 12 a rischiare il processo a Padova per interruzione di traffico e imbrattamento. Sono iniziate 3 anni fa le indagini della Digos di Padova, che hanno portato alla denuncia di 12 attivisti di ultima generazione, il movimento ambientalista noto per azioni eclatanti come l'imbrattamento di opere d'arte e blocchi del traffico. Gli attivisti ora rischiano il processo davanti al Tribunale di Padova per associazione a delinquere finalizzata a una serie di reati come l'interruzione di pubblico servizio, manifestazione senza obbligo di preavviso e il deturpamento di beni culturali. Le indagini della Digos padovana sono partite nel 2020 dopo la comparsa di alcuni manifesti attaccati alle vetrine di alcuni negozi di abbigliamento che ne criticavano l'operato. I volantini erano a firma di un collettivo ambientalista, Extinction Rebellion. I poliziotti sono risaliti all'autore e hanno cominciato a monitorarne i movimenti, scoprendo poi che anche a Padova si era creato un gruppo di ultima generazione e che le riunioni avvenivano in un parco pubblico cittadino. Nel settembre del 2022 le indagini avevano impedito che 2 attivisti di ultima generazione imbrattassero la sede regionale della Lega a Noventa Padovana durante la campagna elettorale. Alla fine gli indagati sono 12 e arrivano da tutto il Veneto. Per lo più sono giovanissimi. Oltre ai 3 padovani ci sono 3 trevigiani di Follina, Carbonera e Mogliano, un veneziano, un vicentino, un veronese e un bellunese. C'è una notizia che riguarda l'ennesimo incidente. È successo a il 23enne, è uscito di strada un 23enne con la sua moto in via della Morte a Valdobbiadene, insomma nome significativo in questo caso. Il giovane stava facendo il ritorno a casa in sella alla sua moto quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, che è finito fuori strada in prognosi riservata al Cafoncello di Treviso.
Gravi ma stabili le condizioni del 14enne che è precipitato dal tetto di un capannone a Casale sul Sile, su cui era salito con 2 compagni per girare un video. Questi ragazzi spericolati che salgono dappertutto per girare video che poi postano sui social. Un lucernario ha ceduto sotto il suo peso, facendolo cadere da un'altezza di 15 metri. L'ex fabbrica è stata posta sotto sequestro. Vediamo il servizio. Ci aveva detto che sarebbe andato con i compagni di classe sulle giostre e invece è salito su quel capannone. Dall'abitazione a poche centinaia di metri dall'ex Fofano di via Riviera Fornaci a Casale sul Sile, il padre del 14enne, precipitato dalla copertura dello stabilimento su cui era salito con 2 amici per fare un video con il telefono, ci spiega con le lacrime agli occhi che il figlio ha fatto una bravata da ragazzi che però, aggiunge, gli è costata cara. Poche parole, paura e speranza che si alternano. Lo studente al primo anno dell'ITIS è ricoverato in prognosi riservata in terapia intensiva al Cafoncello con fratture multiple. Ai genitori aveva raccontato che con gli amici sarebbe andato alla Sagra in centro. In realtà, insieme a 2 compagni di Villorba e Ponzano, si è introdotto attraverso un buco nella rete nell'area dell'ex Fofano, dismessa da tempo e andata all'asta pochi mesi fa. I 3 giovani sono saliti sulla copertura che col tempo e le intemperie risultava tutta ugualmente scura, spiega il papà, quando il 14enne ha messo i piedi inavvertitamente su un lucernario. Il plexiglass ha ceduto e il ragazzo è precipitato all'interno da un'altezza di una 15ina di metri, finendo sul pavimento. Gli amici hanno chiesto aiuto e sul posto si è portato in pochi minuti l'elisoccorso di Treviso Emergenza. E si è calato là, ho detto ma incidenti qua in mezzo ai capi, no? E dopo ho visto che andavano dentro sul capannone. I carabinieri hanno posto sotto sequestro lo stabilimento e sentito i 2 ragazzi testimoni dell'incidente. I residenti della via parlano di un viavai continuo di ragazzini nell'area dismessa. Vanno là, giocano, però i giochi troppo alti e rischia. Prima cosa guardavo a me se ero qua fuori, stavo in strada. Se mi andavo via, allora lui andava dentro. Quando vedevamo questi ragazzini che saltavano la ringhiera, cioè li abbiamo richiamati più di qualche volta, in buono, senza fare, però no. Facevano quello che volevano. Ah no, non facciamo niente. Non facciamo niente. Ma perché andate di là? Così per vedere cosa c'è. E basta. Ma chi pensava che andassero sopra il tetto? Davvero, chi poteva immaginare che sarebbero saliti rischiando anche la vita? La sindaca di Casale sul Sile, Golisciani, ha chiamato la madre del ragazzo e ha promesso che in queste aree dismesse ci sarà una mappatura per mettere questi edifici in sicurezza. Vediamo. Una notizia che non avremmo mai voluto sentire, soprattutto in questo momento in cui Casale ci sono giorni di festa. Tutti noi casalesi siamo in attesa di sentire notizie confortanti sulle condizioni del nostro piccolo concittadino, quindi siamo qui che aspettiamo. Lunedì di Pasquetta a Casale la soddisfazione per il salvataggio, per nulla scontato, di un 68enne colpito da un malore sulla Greenway, con alcuni passanti che avevano attraversato il fiume in gommone per recuperare un defibrillatore. Neppure il tempo per gioire di quel piccolo grande miracolo che il paese ripiomba nell'angoscia per il 14enne precipitato dal tetto dell'ex azienda Fofano. Le sue condizioni sono in miglioramento. Il sindaco ha sentito al telefono la madre. Sì, l'ho sentito e sono fiduciosi, siamo tutti fiduciosi, tutti i casalesi siamo stretti intorno alla famiglia e speriamo insomma che a breve riusciamo ad avere notizie confortanti. Studente al primo anno delle superiori, il 14enne è anche uno sportivo, è tesserato con l'Atletica Marcon. Cosa ci facesse nell'area dismessa? Perché quel passaggio nella recinzione non sia stato chiuso? Gli interrogativi aperti sono molti, ma per Golisciani in questo momento passano in secondo piano. Non voglio avventurarmi in ipotesi o quant'altro perché credo che non sia il momento. C'è un momento per pensare a determinate cose, valutare responsabilità e quant'altro. In questo momento dobbiamo essere concentrati sulle condizioni del ragazzo. Quel che è certo è che il tema delle aree abbandonate è tra le principali preoccupazioni degli amministratori locali. Nella stessa via Riviera Fornaci si sta procedendo alla messa in sicurezza dell'ex fabbrica di mangimi. Una mappatura di questi luoghi è un pensiero da fare, da capire. Sono luoghi privati ovviamente, ma capirne le condizioni e le modalità di eventuali accessi da parte di terzi, questa è una cosa che mi riprometto di verificare, anche se noi determinati siti già siamo intervenuti, come per esempio Raggi del Sole, dove c'è in corso una demolizione, anche lì che
che è praticamente vicino alla zona dove è avvenuto e che anche lì era una situazione abbastanza pericolosa, però verificheremo anche altri. Sarà la sindaca di Casale Golisciani. Diamo un aggiornamento attraverso il Gazzettino sulla notizia che ci ha dato Daniela Sizia in diretta da Zero Branco, l'operatrice del centro disabili che era stata aggredita con un coltello da un paziente durante il laboratorio di cucina è grave. Ecco, non si aveva notizia delle sue condizioni. Un altro titolo, un altro grave fatto, questa volta a Este. Anziano si presenta ai servizi sociali e minaccia gli operatori con un'ascia. Panico, è stato bloccato. Indagini dei carabinieri sulle minacce di morte apparse su un cartello a Vidor e dirette ad una consigliera comunale di minoranza. Non è il primo episodio di questo tipo per la 31enne madre che ora è esasperata. Vediamo. Ho paura, quello che dico sinceramente, ho paura per me e per la mia famiglia. Ho veramente paura. Dico, ho una bambina anche piccola e quindi sì, mi guardo sempre intorno adesso. Anche se il cartello appeso a un albero in via Brigata Cuneo a Vidore è stato tolto e acquisito dai carabinieri per le indagini, quelle parole inquietanti restano scolpite nella mente di Beatrice da Riva. Non solo amministratrice ma anche giovane mamma. Il tuo posto è il cimitero. Minacce di morte che le fanno vivere un insopportabile stato di sospensione. Una paura che ritorna perché questa non è la prima volta per lei. Non so più cosa pensare, a dire la verità, perché è la terza volta che succede. Una volta circa un anno fa e la seconda, la prima volta, mi scusi, l'ho saputo sempre un anno fa, non me l'hanno detto subito perché la prima volta che è accaduto ero incinta. Non saprei a chi ricondurlo sinceramente, anche se un dubbio ce l'ho, ma è solo un dubbio mio. Non ho nessuna prova. Quel pensiero va a una denuncia per molestie di 14 anni fa, quando aveva appena 17 anni. Una persona fu condannata per aver tentato di palpeggiarla. Possibile ci possa essere un legame? Ci pensa e ci ripensa Beatrice, consigliera comunale di minoranza del gruppo Comune in Rete a Vidor. Difficile pensare a un movente di natura politica o legata al suo ruolo. Le divergenze in consiglio ci sono sempre, ma nell'ambito della dialettica politica, spiega. Nel frattempo la solidarietà è arrivata trasversale. E allora non resta che attendere le indagini e l'individuazione dell'autore o degli autori di queste minacce, perché vivere così, ammette Beatrice, è davvero difficile. Io spero che qualcosa riescano a fare i carabinieri e che fermino questa persona, perché sì, non è ammissibile una cosa del genere. Non posso pensare di aver paura di camminare nel mio paese. Robe da matti, sempre gli stalker, persone fuori di testa, sempre in attività. Vediamo un grande supermercato di Thiene bersagliato dai ladri. I carabinieri li hanno bloccati con la merce non pagata alle casse, merce che era stata occultata tra gli abiti, che è un classico. Vediamo. Thiene, 4 persone sono state denunciate dai carabinieri per furto ai danni di un grosso supermercato della zona. I 4 hanno agito singolarmente in giorni diversi del mese scorso, sottraendo la merce tra gli scaffali e aggirando le casse evitando di pagare quanto dovuto. Si tratta di un 25enne scledense fermato dai militari con 7 bottiglie di liquori occultate per un valore complessivo di 100 euro e in possesso di un grosso coltello a serramanico nascosto in un borsello. Dovrà quindi rispondere anche di possesso abusivo d'arma. Con le stesse modalità è stato bloccato un 46enne, sempre di Schio, con generi alimentari sottratti e non pagati occultati in una borsa. Infine 2 donne di 63 e 39 anni di origini romene abitanti nella zona, che avevano occultati sotto gli abiti diversi generi alimentari e bottigliette di profumo. Sempre la cronaca al centro dell'attenzione di Focus TG, l'operazione antidegrado della questura di Vicenza. In particolare le forze dell'ordine hanno controllato gli edifici abbandonati e le sale gioco. Edifici abbandonati, sale slot, scuole. L'ultima operazione antidegrado delle forze dell'ordine a Vicenza si concentra su questi obiettivi, a partire dai quartieri più a rischio segnalati dai cittadini, da Campomarzo alla stazione ferroviaria, dai Giardini Salvi a San Pio X fino a Ferrovieri. 40 donne e uomini della questura, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, col supporto del reparto prevenzione crimine, scendono in prima linea contro spaccio di droga, furti e microcriminalità. Controlli a ridosso degli istituti scolastici
medici di Vicenza per evitare che malintenzionati avvicinino gli studenti o propongano la vendita di stupefacenti. Verifiche poi in 3 sale slot per prevenire la dipendenza dal gioco d'azzardo. Ispezionati alcuni edifici abbandonati nel quartiere Ferrovieri e in via Battaglione Valleogra, nei luoghi di ritrovo di personaggi senza fissa dimora. Sotto controllo anche i portici della Basilica Palladiana, quelli di Palazzo Chiericati e della Salita di Monteberico, dove sono state trovate tracce di bivacchi di fortuna. Gli agenti hanno fatto intervenire il servizio di nettezza urbana per ripulire i portici e renderli di nuovo utilizzabili per i cittadini. In tutto sono stati controllati 8 esercizi pubblici, 69 veicoli e 153 persone. Al termine il questore ha firmato 4 avvisi orali, 4 fogli di via per 3 anni da Vicenza e 3 decreti di allontanamento dall'Italia nei confronti di altrettanti stranieri con precedenti e irregolari nel territorio nazionale. Andiamo nel Padovano, dove prosegue la campagna di controllo nelle stazioni ferroviarie dei comuni del Campo San Pierese, nelle fasce orarie pomeridiane, quelle in cui è maggiore il flusso dei pendolari da parte dei vigili della polizia locale della Federazione. Stavano seduti sulla banchina della stazione di Campodarsego, penzolando pericolosamente le gambe sui binari. Gli agenti della polizia locale della Federazione del Campo San Pierese hanno notato i 2 giovani, una ragazza di 18 anni e un ragazzo 17enne, e li hanno invitati a spostarsi. Quando si sono avvicinati, hanno però subito notato un forte odore di cannabis. I 2 sono stati quindi controllati ed è emersa una modica quantità di marijuana. I ragazzi sono stati sanzionati. La situazione per il 17enne però è peggiorata perché è stato trovato anche un coltello con una lama di oltre 8 centimetri. Il giovane non ha saputo motivare agli agenti perché girasse armato. Il minorenne è stato quindi denunciato per porto abusivo d'armi o oggetti atti ad offendere. Servizio di Francesco Rattai, avrete sentito che il ministro Nordio sta arrivando all'abolizione del reato di abuso d'ufficio per i sindaci, che lega le mani a tanti primi cittadini che sono già penalmente perseguibili per reati davvero ridicoli. Abbiamo visto tante storie in cui si rompe un gradino, qualcuno scivola e la colpa è del sindaco, che viene poi quindi condannato e comunque mandato a processo. Carlo Inghileri ha sentito 2 sindaci, quello di Valdagno e di Roana, che proprio raccontano a quali conseguenze possono andare incontro i sindaci di questi tempi. Vediamo. Buongiorno a tutti i telespettatori e buongiorno ai nostri ospiti, il sindaco di Roana, Elisabetta Magnabosco, e il sindaco di Valdagno, Giancarlo Acerbi. Oggi parliamo di atti intimidatori che purtroppo a volte gli amministratori devono subire. In particolare in questo caso parliamo di 2 sindaci che hanno avuto una brutta esperienza. E mi è stata tirata per la giacchetta, come si dice? Sì, per la giacchetta veniamo tirati spesso. Diciamo che ci sono 2 tipi di atti, quelli che sono così eclatanti come può essere stato il manifesto e quelli che invece accadono ogni giorno. Però dentro di noi dobbiamo trovare sempre come sindaci il coraggio di dire no, il coraggio di fare in modo che questi atti non possano ripetersi, perché non possa esserci quindi un tipo di infiltrazione che ci porta quindi a dover ostacolare certe cose o comunque dobbiamo cercare di evitarle. Quindi la forza sempre di essere pronti a tenere gli occhi aperti, a capire quando ci sono delle tirate di giacchetta troppo importanti. Cosa le è successo a lei? Quale esperienza porta? Beh, tra le varie esperienze, diciamo quella più eclatante, quindi senza andare a toccare il secondo tipo di atti, è stata quella del manifesto nel 2021 che ha imbrattato tutta Asiago durante la notte nera, quindi nell'agosto. Un'esperienza sì, che mi ha fatto rivivere quello che è l'articolo 21 della Costituzione, ovvero la manifestazione di pensiero e di parola, per capire se era quello il modo, l'espressione in cui effettivamente doveva essere manifestato, e mi ha dato la forza di andare a fare ovviamente tutte le delucidazioni del caso sul punto, e anche la forza di continuare per portare sempre avanti il concetto di trasparenza.
Ecco, rivolgo la stessa domanda anche a lei, Acerbi. A Valdagno qual è stata l'esperienza che l'ha colpita di più su questo profilo, quello degli atti intimidatori che a volte purtroppo i sindaci devono subire? Ma ce ne sono state più di una esperienza, diciamo le ultime due sono state 2 lettere minatorie con minacce pesanti rivolte a me, ma soprattutto alla mia famiglia, quindi con un metodo, direi tra virgolette, mafioso, quindi con parole ritagliate, incollate su un foglio di carta, ritagliate dai giornali, e quindi sono cose che preoccupano soprattutto per i familiari, per i miei figli, per mia moglie. Se uno si prende la briga di ritagliare delle lettere di giornale, incollarle e venire a depositarle in maniera anonima, ovviamente nella cassa della posta, non è sicuramente una persona molto equilibrata, e quindi ci si può aspettare anche qualche atto inconsulto. Ovviamente bisogna denunciare. Sì, abbiamo denunciato, ho avuto grande collaborazione dalle forze dell'ordine, i carabinieri, ma anche dal prefetto, dal questore, che hanno disposto subito un servizio minimo di sorveglianza attorno a casa mia per un po' di tempo, ma soprattutto mi telefonavano e si informavano su come stessi, e quindi sentire la vicinanza delle istituzioni, del prefetto, della questura e dei carabinieri è stato molto importante. Ecco, in conclusione possiamo dire che diventa importante, fondamentale fare rete con le istituzioni del territorio, i sindaci con i loro assessori, ma con le forze dell'ordine, con la prefettura. Sì, è importante fare rete soprattutto per creare, ovviamente a vantaggio delle generazioni più giovani, una cultura di legalità e di coscienza civica di cui credo ce n'è estremamente bisogno. Bene, io ringrazio Giancarlo Acerbi, sindaco di Valdagno, che ci ha raccontato la sua esperienza, e Elisabetta Magnabosco, sindaco di Roana, anche lei che è stata toccata da questi atti intimidatori. 2 esempi che abbiamo voluto portare, 2 sindaci del Vicentino, che ringrazio per averci portato la loro testimonianza. La linea può tornare allo studio. Grazie molto a Carlo Alberto Inghilleri, ai sindaci di Roana e di Valdagno, sindaci che non sono soltanto esposti, come dicevamo, alle conseguenze di atti che la legge reprime duramente, quindi all'abuso d'ufficio che Nordio sta togliendo, ma anche alle minacce, come in questo caso, dirette nei loro confronti da persone che hanno motivi per essere insoddisfatte o scontente, ma che non devono certo ricorrere ad intimidazioni, lettere minatorie e quant'altro. Abbiamo visto prima la grande manifestazione a Vicenza di sabato scorso, migliaia di persone per proteggere a sostegno della sanità pubblica, e ovviamente non si può non fare riferimento, ed è stato fatto riferimento durante quella manifestazione, alla situazione dell'UL7 Pedemontana. Vediamo. La salute è un diritto, ma la difesa della sanità pubblica è un dovere. Il che a conti fatti è quello che chiedono da mesi cittadini, amministratori del territorio e sindacati riguardo la gestione dell'UL7 Pedemontana. Da questo slogan, da questa semplice equazione, ha preso le mosse la manifestazione per la sanità pubblica che ha portato migliaia di persone in piazza a Vicenza. Cittadini, associazioni di categoria, sindacati, gente comune unita dalla consapevolezza che il sistema sanitario sta vivendo delle criticità che vanno superate. Esami che vengono continuamente rimandati, utenti che non ne possono più e che si sfogano così ai nostri microfoni. Stamattina altro giro di telefonate, ho chiamato il signore del segretario dell'Alleanza Ring, ho detto guardi, a me dispiace disturbare ogni volta, come mi dispiace disturbare le segretarie della direzione, però ogni volta per avere appuntamento è una tragedia. Io non riesco a capire come mai ai vertici non cambi mai niente in maniera tale che l'ospedale possa funzionare meglio per tutti, e non è possibile andare avanti così. Un tema, quello dell'organizzazione, che diventa un nervo scoperto per i bassanesi e chi entra in contatto con i servizi del San Bassiano. Su una cosa però sono tutti d'accordo. Medici, sanitari, operatori, infermieri stanno facendo i salti mortali per andare incontro alle esigenze della popolazione. Appunto, il personale. L'azienda sanitaria finisce nel mirino dei sindacati anche per la gestione del personale, già finita in prima pagina negli ultimi tempi per situazioni che hanno sollevato molte polemiche, come il mancato pagamento degli straordinari di parte del personale accumulati durante la pandemia, oppure la dinamica che vedeva gli infermieri alla guida delle automediche. L'UL7 Pedemontana è l'esempio peggiore in questo senso, è l'esempio più eclatante di come sta andando la sanità in Veneto. Servizi tagliati, personale
personale stremato, uno spregio proprio anche nei confronti dei diritti dei lavoratori. Se pensiamo al fatto che nel biennio della pandemia i sanitari non hanno avuto pagate le ore straordinarie, è scandalosa questa cosa qua, un personale piegato, sfruttato, sopra il quale però passano i miliardi che vanno alla sanità privata. C'è un boom di casi di scarlattina a Padova, vediamo il servizio della nostra redazione. Abbiamo visto che quella stagionalità tipica della scarlattina, che seguiva un andamento piuttosto regolare, cioè un aumento in primavera, non si è presentato durante il periodo del Covid. Diciamo dalla primavera del 2020 fino adesso è rimasta una curva piatta. L'aumento c'è stato invece all'inizio di quest'anno, cioè da gennaio ad oggi abbiamo più di 200 casi, 213 casi notificati di scarlattina. È boom di casi di scarlattina nel Padovano. Dopo anni con incidenze minime, il batterio è tornato a circolare. A metà marzo, addirittura un picco di 38 casi in una sola settimana. Verosimilmente i sistemi di protezione, parlo della mascherina in particolare, abbiano impedito, diciamo, i meccanismi di infezione, e quindi una quota di popolazione non ha preso la malattia e quindi non abbiamo visto i casi. E adesso che la mascherina non c'è, o comunque si è ridotta la possibilità di proteggersi, soprattutto i bambini più piccoli, intendo dire dai ragazzi 15 anni in giù, tendono a presentare la malattia. Un andamento insolito lo hanno anche le sindromi influenzali, che comprendono più malattie. La classica curva dell'epidemia delle sindromi influenzali invernali è una campana. Certo, ci sono stati anni con piccole differenze, però la curva di quest'anno ha degli elementi prevedibili, cioè un anticipo delle infezioni e una scala più ampia, cioè più casi. Quello che, come dire, non era prevedibile, lo abbiamo documentato però in questi mesi, è questa lenta discesa della curva, si dice che scampana, quindi diciamo si è allungata, con circolazione virale. Intanto si attende la decisione del governo sulle mascherine nei presidi sanitari. È in scadenza a fine mese, infatti, l'obbligo di indossarla. È stato utile comunque per la sanità, perché oltre a proteggere l'individuo abbiamo impedito un sovraffollamento dei pronto soccorsi e degli ospedali, non solo per il Covid ma anche per le altre malattie infettive. Quindi, diciamo, benedetta la mascherina, se mi permette, diciamo, una battuta. Non è che come mai adesso avevo la mascherina e adesso mi prendo i virus o microorganismi che prima non giravano. Era necessario tenerla. Adesso, con equilibrio, con intelligenza, con lettura scientifica, si tratta di capire quale è, come dire, l'utilizzo più appropriato di questo strumento, semplice ma molto efficace. Francesco Cerone, Renato Cappoia in regia. Oggi andiamo a Padova perché le famiglie Arcobaleno hanno previsto un'altra manifestazione di piazza dopo la richiesta della Procura di Padova al Comune di avere gli atti della registrazione di 33 figli o figlie delle coppie omogenitoriali che erano nati e registrati nel 2017. L'appuntamento è per sabato 22 aprile alle ore 15 sull'Easton davanti al comune di Padova, nel cuore della città, davanti al luogo che dal 2017 ha sempre deciso di registrare all'anagrafe i figli delle coppie omogenitoriali formati da due mamme. Le famiglie Arcobaleno del Veneto lanciano la mobilitazione dopo la richiesta da parte della Procura di Padova degli atti di nascita di 33 bambini figli di due mamme. Una richiesta che non ha senso, ha spiegato la referente veneta delle famiglie Arcobaleno. Il Comune di Padova ha sempre trasmesso tutte le pratiche alla Procura e quindi non c'è nessuna ragione per richiederne il duplicato. Questa iniziativa, che arriva a poche settimane dal richiamo del prefetto di Padova al sindaco Sergio Giordani di attenersi alle regole in tema di registrazione di figli di coppie omogenitoriali, preoccupa le mamme che in questi anni hanno cresciuto i loro piccoli. Un bambino che attualmente ha quasi 6 anni, che da 6 anni è registrato con due genitori, due mamme, rischia di diventare orfano di un genitore.
Serve una legge per tutelare i diritti dei minori con genitori dello stesso sesso, spiega l'associazione che ringrazia il sindaco Giordani per il sostegno e il suo impegno. Alla manifestazione del 22 aprile ha aderito anche Arcigay Padova, che chiede alla cittadinanza di partecipare. E intanto, come sapete, c'è il problema della denatalità, nascono pochissimi bambini rispetto ad anni in cui davvero ce n'erano molti e quindi il vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi, ha invitato le giovani coppie ad avere più fiducia nel futuro, certo giovani coppie che sono afflitte da problemi che dissuadono dal formare una famiglia, dallo sposarsi, perché sono essenzialmente problemi economici. Vediamo cosa dice il vescovo Monsignor Tomasi. Io credo che la cosa fondamentale è quella che si fa fatica a vedere una prospettiva di senso, di un futuro che valga la pena di vivere, per il quale valga la pena di impegnarsi. Le culle sono sempre più vuote, la denatalità è un problema sempre più serio anche a Treviso. Nel 2022 il calo delle nascite in provincia è sceso di un altro 2% rispetto all'anno prima, ma ad impressionare soprattutto il dato sulla lunga distanza. Negli ultimi 20 anni le nascite sono calate del 28%. Secondo il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, non c'è solo l'incertezza economica a provocare un fenomeno che genera più di una preoccupazione. Io sento molto nervosismo in giro, molta aggressività forse. Forse dovremmo renderci conto che abbiamo bisogno di poche cose fondamentali, di relazioni, di amicizia, di solidarietà, di tempo per le persone care e di accoglienza dei più piccoli e dei più poveri. E siamo una civiltà ricca e abbiamo le risorse per farcela. Una società senza giovani ha poco futuro, ma a volte paure e problemi che appaiono insormontabili possono essere superati con molta più facilità di quanto si potesse temere. Monsignor Tomasi lo dice spesso ai fedeli. Io intanto tendo a suggerire e a consigliare di osare speranza, perché il Signore poi non lascia mai da soli. E poi chiedo alle mie comunità cristiane, alle comunità cristiane del nostro territorio, di essere accoglienti, di aiutare, e chiedo anche alle istituzioni di fare quei passi che servono affinché poi queste persone trovino concreti aiuti, perché a parole non si fa molto. C'è bisogno di scuole, c'è bisogno di asili nido, c'è bisogno di una città sicura, c'è bisogno di tante situazioni che dobbiamo mettere loro a disposizione. Abbiamo visto la prossima manifestazione delle famiglie arcobaleno a Padova, sabato 21 aprile prossimo. Vediamo cosa sta accadendo a Belluno sullo stesso fronte, cioè su quello della registrazione dei figli delle coppie omogenitoriali. Vediamo. Due donne che si amano, stanno bene insieme e decidono di avere un figlio attraverso l'inseminazione artificiale in Spagna, per poi tornare nel comune del Bellunese dove vivono e lavorano. È successo una decina d'anni fa, con tanto di trascrizione anagrafica del bimbo con i cognomi delle madri. Ma nel 2018 è iniziato un percorso giudiziario che torna ora di prepotenza in primo piano dopo quanto accaduto a Padova in queste settimane. Mentre nella città del Santo però la magistratura ha finora soltanto deciso di approfondire il caso delle trascrizioni anagrafiche dei figli delle coppie arcobaleno, creando un dibattito rimbalzato in tutta Italia, a Belluno si era già andati oltre. La Procura Dolomitica si era mossa in questa direzione nel 2018, quando venne presentato il primo ricorso contro la trascrizione dei cognomi delle due mamme. Alla fine del 2020 il Tribunale aveva accolto il provvedimento del PM disponendo la cancellazione, decisione confermata nel 2021 dalla Corte d'Appello. Ora la coppia, assistita dall'avvocato Maurizio Paniz, si è rivolta alla Cassazione che dovrà decidere il prossimo mese. Il legale mette subito le cose in chiaro. La Procura ha agito nell'ambito della legittimità, perché la norma attualmente non prevede la trascrizione, ma l'elemento chiave è un altro. Quello che a me interessa non è tanto la discussione se sia legittimo o non legittimo che due persone dello stesso sesso vogliano o non vogliano un figlio. Io mi pongo solo dalla parte del bambino e ritengo che per un bambino sia molto meglio avere due genitori che non averne uno soltanto. Questo è il punto fondamentale, anche perché l'esperienza, conoscendo perfettamente la situazione, mi insegna che questa è una casa dove regnano serenità ed amore, e questo è un dato assolutamente confortante. Dal mio punto di vista la problematica si pone perché, essendo trascorsi dall'inizio della vicenda ormai circa 7 anni, mi pare che sia oltremodo dannoso
per il bambino, intervenire cambiando il cognome, visto che questo rappresenta il suo riferimento obiettivo verso l'esterno, quindi credo che il danno sarebbe peggiore rispetto al mantenimento delle norme. Se anche la Cassazione confermerà la decisione dei primi 2 gradi di giudizio, la vicenda sarà portata al Tribunale europeo per i diritti dell'uomo. In realtà si tratta di una forzatura, dal mio punto di vista, molto limitata, perché è una forzatura per la legge italiana, ma non una forzatura per la normativa europea, la quale normativa europea tutela in tutti i paesi della comunità questo tipo di situazione. E in realtà il magistrato dovrebbe tener conto che la normativa europea prevale sulla normativa nazionale. Questo era l'avvocato Maurizio Panez, intervistato da Nicola Zanetti. Andiamo in pubblicità 2 minuti e poi torniamo di nuovo con le notizie dal Veneto. A tra poco. Alle 13:02 di nuovo in diretta con Focus TG. Si è parlato di animali selvatici alla fiera dedicata alla caccia, alla pesca e alla natura a Longarone. Abbiamo avuto collegamenti di Lucio Zanato. Si è parlato a proposito del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi del fatto che si possono gestire i lupi senza abbattimenti. Vediamo. Abbiamo fornito questi recinti gratuitamente, fornito le persone che seguono il montaggio e la corretta gestione durante l'anno, e devo dire che la cosa sta funzionando perché l'anno scorso non abbiamo avuto nessuna predazione. Esperimento riuscito sulle Dolomiti Bellunesi, dove è stato dimostrato che il lupo si può gestire sia in rapporto agli allevamenti che nell'espansione dei branchi. Abbiamo visto che dove abbiamo bloccato la predazione degli animali domestici, i lupi nel nostro territorio hanno cominciato a predare anche i cinghiali. Però, secondo il presidente del parco, non vuol dire che se ci sono soggetti pericolosi questi non debbano essere abbattuti. Questo non deve essere uno scandalo, perché all'interno di tutti i rapporti di convivenza ci possono essere situazioni in cui ci sono degli elementi anomali, come abbiamo visto nei recenti avvenimenti per quanto riguarda l'orso in Trentino. È stato uno dei temi predominanti della giornata inaugurale della fiera Caccia, Pesca e Ambiente che si sta svolgendo nei padiglioni di Longarone Fiere. Lupo al centro di un dibattito che riguarda tutti gli animali selvatici, la cui gestione, è stato ribadito in più occasioni, non può essere lasciata solo alla natura. Perché se noi pensiamo che nel nostro territorio abbiamo più di un incidente al giorno per gli investimenti di ungulati sulle strade, perché gli ungulati non hanno, al di là della caccia, alcun competitore. Ecco il perché di una fiera dedicata alla caccia ma anche alla pesca, che solo in Veneto conta 70.000 attività di pesca sportiva e un vero e proprio esercito di volontari che fanno controllo ambientale, salvando in questi mesi la fauna ittica dai fiumi in secca. Sono tutte conseguenze di cambiamenti climatici, ma anche dello spopolamento della montagna che sta riportando il bosco a lambire i centri abitati. Da qui l'appello anche alla gestione più accurata dei rimboschimenti. Nel territorio montano il bosco va fermato, anche perché non è un bosco gestito, è una boscaglia che arriva a ridosso delle abitazioni con tutta una serie di problemi ambientali, quindi in pianura piantiamo gli alberi. In montagna abbiamo bisogno di rigestire il bosco e di gestire il territorio in maniera assolutamente diversa. Tanto continua la caccia in Trentino all'orsa JJ4 che ha ucciso, come ricorderete, il runner Andrea Papi. Ancora non la si trova. Facciamo vedere le immagini di un incontro ravvicinato avvenuto negli Stati Uniti, in Carolina del Nord, tra un orso e un signore che se ne stava tranquillamente in relax nella sua abitazione. Vediamo queste immagini. Vedete che è rilassato e l'orso gli passa di fronte e c'è lo stupore del signore, ma lo stupore dello stesso orso che a un certo punto toglie il disturbo. Nel frattempo quel signore americano se n'era già andato a gambe levate. Ecco, questo era, insomma, anche trovarsi un signore di queste dimensioni fa un certo effetto. Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi. Aprile e maggio sono i mesi della formazione di nuovi
alveari, un fenomeno davvero unico e anche carico di significati che se capita vicino alle nostre abitazioni va gestito con attenzione ma senza timori. Vediamo. Vediamo in diretta l'arrivo di uno sciame, quindi la moltiplicazione di un'arnia che si è insediata in un vecchio bugno, una vecchia barricca, diciamo di circa 100 anni, dove all'interno negli anni scorsi già esisteva una famiglia d'api. Poi nel tempo è morta e adesso loro hanno ripristinato quel vecchio nido. Una nuvola di api che sta cercando una nuova casa e che qui ha trovato in questa vecchissima botte di vino l'habitat giusto per formare un nuovo alveare. È la diaspora delle regine, fenomeno che si ripete a primavera avviata tra aprile e maggio e che, come a Casafeletti ad Arcade, può arrivare letteralmente alle porte di casa. Ecco i consigli utili per affrontare la situazione. Le api in fase di sciamatura sono molto docili, resta comunque il fatto che sono insetti che pungono, per cui nel momento in cui vediamo uno sciame lasciamole stare, manteniamo le distanze e avvertiamo subito un apicoltore della zona che riuscirà a recuperarle senza grossi problemi. Quindi niente panico né tantomeno insetticidi, peraltro proibiti per le api, ma prudenza soprattutto per chi è a rischio shock anafilatico. Mantenere una certa distanza e avvertire pompieri o forze dell'ordine che provvederanno ad allertare uno dei tanti apicoltori della zona pronto a prendersi cura della nuova famiglia. Non toccarle, ma è importantissimo avvertire immediatamente un apicoltore, perché prima si recuperano e prima si riescono a salvare senza creare complicazioni. Generalmente si recupera la regina, si spostano in un'arnia classica da lavoro da nomadismo e poi lì creeranno la loro nuova famiglia. E se arrivano da voi, sottolinea l'apicoltore, non solo non abbiate paura, ma siatene fieri. È un bellissimo messaggio il fatto che ci siano le api e che arrivino nelle nostre zone, anche nelle aree abitate, perché sono belle anche da vedere ed è un messaggio di tranquillità della zona e anche di purezza. Un fenomeno che è anche l'ennesima lezione della natura, infatti a lasciare l'alveare sicuro per una nuova avventura è la regina anziana che porta con sé le api bottinatrici più esperte e cariche di miele per dare sostentamento al piccolo esercito che si sposta, mentre la regina più giovane e inesperta viene lasciata nel luogo più sicuro affinché faccia esperienza. Un esempio su cui riflettere, visto che non trova eguali, almeno nella nostra società. Dalle api alle penne nere, la dunata degli alpini della sezione di Treviso a Motta di Livenza, che Antenna 3 ha seguito in diretta sin dall'ammassamento lungo la Livenzetta. Rivediamo i momenti più belli di questa giornata di festa. È stato il primo momento ufficiale della donata alpina della sezione di Treviso, oggi a Motta di Livenza. Oltre 1 migliaio le penne nere provenienti dai 20 raggruppamenti per un totale di 89 gruppi da Pieve del Grappa a Motta, da Mogliano a Nervesa della Battaglia. Hanno sfilato per le vie principali della città su Livenza, raggiungendo prima Piazzale Pradenzano per l'alzabandiera, per poi dirigersi verso il monumento ai caduti, dove è risuonata la canzone del Piave, inno che ha commosso ancora una volta le nostre penne nere nel ricordo di chi è andato avanti. Onore ai caduti! A seguire la sfilata delle penne nere trevigiane è proseguita per la via principale di Motta fino al sagrato della Basilica della Madonna dei Miracoli, dove il priore, padre Mario Favaretto, ha celebrato la Santa Messa richiamando nell'omelia il Cristo risorto che si ripresenta per sostenere i discepoli smarriti dopo averlo visto morto in croce. Non siete forse voi conosciuti, stimati, amati? Perché come istintivamente vi rendete presenti dove c'è bisogno, dove ci sono situazioni di crisi, dove occorre aiutare e sollevare persone, territori, popolazioni da situazioni di pericolo o di calamità. Non siete voi questi? Celebrazione che è proseguita con uno dei canti che meglio rappresenta la fede degli alpini.
Penne nere che poi sono sfilate fino al Cason degli Alpini, storica sede ANA di Motta, per i discorsi finali, dove il presidente della sezione di Treviso, Marco Piovesan, ha ricordato anche i 90 anni dalla fondazione del gruppo Sullivenza, che con altri compone la sezione trevigiana. Noi come sezione di Treviso siamo oltre 10.000, ne abbiamo oltre 2.000 che condividono la nostra voglia di fare, voglia di stare assieme. Alpini ma anche aggregati e amici, nella speranza di dare un futuro a questa associazione. Concretamente attraverso la protezione civile, concretamente anche attraverso i nostri campi scuola, che vogliamo tramandare questi valori alle nuove generazioni. E dopo il rito della consegna delle targhe, ricordo, la donata si è sciolta nel più classico degli ordini in grigio-verde. Presenti, attenti, rompete le righe, marcia! Rete Veneta, la televisione degli Alpini, delle Penne Nere, sempre al loro fianco da molti anni a questa parte. Sempre in prima linea c'è, nel caso di dire in prima linea, Lucio Zanato, che a sua volta è un alpino. Vediamo le voci che ha raccolto a Motta durante proprio lo sfilamento. Vediamo. Per voi cosa significa partecipare a una donata sezionale? È più importante o meno importante di quella nazionale? Forse è più importante quella vicina, perché la sentiamo. Sì, sono bravi. Sono bravi? Siamo bravi. È la parte della protezione civile della sezione di Treviso. Abbiamo il primo blocco che è quello dei ragazzi, poi ci sono i sommozzatori, il gruppo comunicazioni e in fondo ci sono i calcinofili e il gruppo del soccorso montagna. Sono il coordinatore della sezione di Treviso e sono orgoglioso di essere qui con i miei ragazzi per questa festa del sezionale dell'ANA di Treviso. Lei ha fatto la scelta della protezione civile perché? Perché ho sempre fatto volontariato e mi sembrava giusto di aiutare ancora. Prima ero vice coordinatore, adesso sono tornato caposquadra del gruppo di Fontanelle, a una bella squadra di 27 persone. Andiamo sempre avanti. È una passione, si unisce l'utile al dilettevole, la passione per i cani e la voglia di fare qualcosa per la comunità. Quando è che ha fatto il servizio militare? Nel 64. E come se lo ricorda? Bene. Bene in che senso? Nel senso che sono rimasto soddisfatto praticamente su tutto quello che ho fatto. Praticamente. Mi ha insegnato a vivere praticamente. Che cosa vuole trasmettere alle nuove generazioni? Che mio passato bene, sacrificio, rispetto è quel che manca ai ragazzi d'oggi. Quindi diciamo quei valori alpini si stanno un po'... Onestà, solidarietà, rispetto, spirito di sacrificio, tutti questi valori bisogna trasmetterli ai giovani. Già pronti per la nazionale? Pronti per la nazionale. Ma i primi quando partono? Primi giovedì. Primi giovedì. I secondi il venerdì, un terzo gruppo la domenica e qualcuno che è sabato. Così è. E poi domenica si sfila a Udine. Immancabile. Immancabile. Quindi l'appello ai giovani? Venite assieme. Ecco, e appuntamento ovviamente alla nazionale. A Udine. E parliamo di religioni. C'è stata una tavola rotonda con i rappresentanti delle 3 principali religioni monoteiste per parlare di fratellanza tra le genti nel segno indicato da Papa Giovanni XXIII con l'enciclica Pacem in Terris. Servizio della nostra redazione di Padova. Un incontro a Padova, nella Sala della Carità di via San Francesco, per discutere della lettera enciclica di Giovanni XXIII, Pacem in Terris, a 60 anni dalla sua pubblicazione. Ho voluto aderire a questa bellissima iniziativa della Fondazione Centesimus Pro Pontifice con il nostro network Ditelo sui tetti, più di 100 associazioni del laicato cattolico che si stanno impegnando in maniera molto forte, molto sul territorio nazionale su tutti i temi legati all'antropologia dell'uomo. In questo contesto si lega anche il tema del dialogo interreligioso, che è sicuramente una chiave per poter vivere i momenti che ci sono difficili,
che il mondo sta vivendo per poterli vivere con un pizzico di serenità e di fede in più. Un incontro organizzato dalla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice per stimolare il dialogo tra le religioni. E già il fatto che questi tre grossi personaggi, il vescovo, il rabbino e l'imam, siano venuti è già un primo passo importante, perché già il dialogo apre la fratellanza e la pace. Costruire ponti tra le genti grazie alla conoscenza reciproca. E la nostra presenza come responsabili di queste comunità religiose in questa occasione indica già, il gesto parla e dice un desiderio di pace, di collaborazione tra le religioni per rendere possibile la pace e di impegno comune in ordine alla pace, non soltanto diciamo in termini locali, ma a livello di fratellanza universale. Proprio dall'enciclica di Giovanni XXIII è scaturito un dialogo interreligioso che in questi 60 anni è progredito, evidenziando ancora una volta la modernità e l'attualità della lettera papale. Il dialogo è cominciato grazie all'intervento e alla visione che ha avuto Giovanni XXIII. È lui che ha iniziato, ha posto le basi per il dialogo che poi ovviamente si è sviluppato nel corso degli anni. Il messaggio di Giovanni XXIII resta forte e contemporaneo, una stella polare per un cammino di pace. Il dialogo è vitale perché costruisce ponti, perché ci permette di conoscerci meglio ed è attraverso la conoscenza che possiamo anche avviare percorsi di fraternità per costruire la pace. Si cercano 1500 runner per la maratona a sostegno dell'hospice pediatrico. Vediamo a Padova. Sono sicuro che i padovani e le nostre amiche padovane raccoglieranno sicuramente questo appello, anche perché i padovani hanno sempre dimostrato grandissima sensibilità nei confronti dell'infanzia in difficoltà. E quindi abbiamo domenica prossima alle 8:15 questa bella iniziativa Fiato e Cuore, che mette insieme 13 associazioni che si occupano appunto delle cure palliative pediatriche, creare un grande gruppo, almeno 1500 persone sensibilizzate che poi si attivano, camminano, corrono, insomma, partecipano alle varie iniziative della maratona, ma insomma manifestano la loro solidarietà, la loro sensibilità verso appunto le cure palliative pediatriche e sostengono idealmente o anche se vogliono con una donazione la realizzazione del nuovo hospice pediatrico. Per iscriversi è molto semplice. Ci si iscrive sul sito fiatoecuore.org, si prenota la maglietta che poi è ritirabile venerdì pomeriggio, sabato tutto il giorno e anche la domenica mattina presto della maratona in Prato della Valle, nel contesto dell'Expo dedicato alla maratona e alle iniziative di solidarietà. Se uno vuole può fare una donazione oppure viene, ritira la maglietta e partecipa. Si può correre anche 1 chilometro. Si può fare tutto quello che si vuole, anche venire, condividere un caffè con gli amici, con noi. Adesso vediamo un servizio tratto dal sito del Gazzettino. Nasce nella laguna di Venezia una foresta che moltiplica i pesci. Vediamo di cosa si tratta. Ha dell'acqua. Ecco, quella è una valle da pesca. Gli antichi romani hanno cominciato a scavare delle valli da pesca dove i pesci potevano entrare d'estate, riprodursi e rimanere tutto l'inverno, mangiando in maniera naturale ciò che la laguna produceva per loro, senza mangimi. Ed ecco proprio lì che bisogna capire come è possibile che l'albero riesca a moltiplicare i pesci. Ci sono 4 ragioni fondamentali. La prima, se crei una bassura, se crei quindi una valle da pesca, crei degli argini. Su quegli argini devi andare a piantare gli alberi. Quindi la prima funzione è l'albero che trattiene l'argine che altrimenti andrebbe a riportare l'acqua bassa. Secondo, gli alberi frenano il vento invernale, la bora, e quindi evitano che l'acqua si raffreddi, perché se l'acqua si raffredda troppo velocemente i pesci muoiono. Terza funzione, permettono di creare un habitat dove l'acqua in estate mantiene una temperatura più fresca e quindi è più ossigenata. Quarta funzione, chiaramente i romani e oggi anche noi abbiamo trasformato.
Vabbè, è saltato lì, ma avete capito di cosa si trattava. Era un servizio dell'Asca News. Vediamo una giornata importante. È stata inaugurata a Villa Manfrin una mostra dedicata a Mattia Battistetti, morto sul lavoro nell'aprile del 2021. Presenti le autorità e soprattutto i familiari di Mattia, che non smettono di lottare per avere giustizia. Non solo i genitori e la sorella, ma anche i suoi nonni. Vediamo il servizio. Io voglio dire che devono stare molto più attenti alle persone, non solamente ai soldi, come purtroppo. Non devono più succedere queste cose, e invece succedono ogni giorno. È una morte continua, e noi siamo morti il giorno che è morto il nostro nipote, perché abbiamo finito di vivere. Il dolore e il ricordo si mischiano nelle parole dei nonni di Mattia Battistetti, presenti a Villa Manfrin all'inaugurazione della mostra fotografica dedicata all'amatissimo nipote, fortemente voluta da Mirella Tuzzato. Il 29 aprile saranno 2 anni che Mattia non c'è più, morto a 23 anni sul lavoro in cantiere a Montebelluna, e da allora la sua famiglia non ha smesso di lottare per avere giustizia e puntare l'attenzione su un tema di civiltà come la sicurezza sul lavoro. E finché abbiamo forza andiamo avanti e combattiamo. Bisogna combattere. Prego, Monica. Sì, andiamo avanti con tutte le forze che penso ci dia Mattia, perché solo lui può darci questa forza di andare avanti, di combattere. È dura, ma andiamo avanti per lui, ecco. Lo abbiamo giurato il giorno del suo funerale che gli faremo giustizia, e ad ogni costo vogliamo fare giustizia a Mattia, ecco. Mio fratello era più piccolo di età, però alla fine era il mio fratellone grande, nel senso che mi proteggeva da tutto e si accorgeva sempre al minimo pensiero, qualsiasi cosa, aveva sempre una spalla su cui potermi appoggiare. Questa mostra itinerante vuole tenere viva l'attenzione, tenere alta l'attenzione su quello che è il dramma dei morti sul lavoro e di chi si ammala sul lavoro. Va smentita quella che è la narrazione della fatalità. Qui ci sono delle cause ben precise, dalla mancanza di controlli alla mancanza di sanzioni, all'impunità per chi non rispetta la vita dei lavoratori e delle lavoratrici. Autorità, sindaci, anche il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi hanno voluto portare la loro solidarietà. L'impegno credo che noi tutti dobbiamo portare avanti, lo hanno detto i sindaci, è quello di fare in modo che ci sia più controlli da parte dell'ULSS per quanto riguarda i cantieri, ma anche formazione per chi lavora, perché dobbiamo anche aiutare sempre di più le persone a capire le modalità del lavoro ed evitare i rischi che sono purtroppo fuori dalla porta, nel senso che chi lavora purtroppo anche è a rischio. La mostra dedicata a Mattia sarà visitabile a Villa Manfrin il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 fino al 4 giugno. Servizio di Lina Paronetto, andiamo ancora in pubblicità brevemente, poi ci collegheremo in diretta con Valentina Visentin da Este, perché un anziano con un'ascia ha minacciato gli operatori dei servizi sociali. A tra poco, state con noi, grazie. Un anziano si è presentato armato di un'ascia ai servizi sociali di Este minacciando gli operatori. Andiamo subito in diretta da Valentina Visentin. Buongiorno direttore, ci siamo spostati infatti a Este, come hai appena detto, infatti questa mattina intorno alle 9 negli uffici, nella sede degli uffici dei servizi sociali di Este si è presentato un anziano residente qui in comune, nel comune di Este, 70 anni, noto, volto noto, testimone di questa azione, di questi momenti di panico anche il sindaco di Este Matteo Paiola, che è qui con me. Cosa è accaduto? L'anziano aveva un'ascia, voleva entrare, era in forte stato di agitazione. Fortunatamente, ci spiegava adesso il sindaco, le porte dei servizi sociali sono sempre chiuse, quindi non è un'apertura automatica, ma deve essere appunto comandata l'apertura. Sono rimaste chiuse e sono stati allertati la polizia locale e i carabinieri, che hanno fermato l'anziano. Poi sindaco, lei era testimone perché stava andando in comune questa mattina alle 9. Cos'è accaduto?
Sì, sono stati prontamente chiamati vigili e carabinieri che sono intervenuti con grandissima professionalità, hanno in modo consensuale tolto l'oggetto contundente, l'ascia al signore e poi l'hanno, insomma, il suo stato di alterazione man mano si è un po' raffreddato e l'hanno convinto, insomma, a farsi ricoverare da un'ambulanza. Adesso, insomma, penso che sia il reparto di psichiatria dove verrà fatte le giuste valutazioni. Insomma. Si tratta di una persona nota, seguita dai servizi sociali da tempo, insomma, non di un malfattore, di un delinquente, ma di una persona, insomma, che ha alcune fragilità e che stamattina ha vissuto uno stato di alterazione determinato da vari elementi, insomma, che l'hanno portato ad essere, insomma, minaccioso. La situazione naturalmente è di un impatto emotivo forte, però credo che, insomma, il pericolo fosse più surreale che reale, per così dire. Infatti l'anziano poi è stato portato e ricoverato all'ospedale di Schiavonia, l'ascia ovviamente è stata sequestrata dai carabinieri e la situazione è ritornata alla normalità. Fortunatamente, appunto, come dicevamo, non ci sono stati feriti perché i dipendenti dei servizi sociali erano all'interno degli uffici e la porta non si è nemmeno aperta e, insomma, grazie anche al pronto intervento della polizia locale l'uomo è stato chiamato. Ora il sindaco poi valuterà tutta una serie di provvedimenti per seguire al meglio questa situazione. Sono provvedimenti che naturalmente vengono presi insieme con l'apparato dei servizi sociosanitari, insomma. E stamattina il pronto intervento della nostra polizia locale e dell'Arma dei Carabinieri, insomma, ha evitato che si creasse anche magari una tensione su una situazione, insomma, che, ripeto, forse più di pericolo era più di impatto emotivo, insomma, ecco. Si tratta di una persona, ripeto, che non è, che più che altro, insomma, è in uno stato di difficoltà cognitiva importante, insomma, e quindi seguito da tempo, ecco. Ringraziamo allora il sindaco Matteo Paiola. Da Est è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Vicentini e al sindaco Paiola. Chiudiamo con questo fatto, il Focus TG di oggi. Grazie ancora a Francesco Ceroni e a Renato Cappoia in regia. Ci vediamo stasera alle 21:15 con Focus e domani a mezzogiorno con Focus TG. Buona giornata.